Ciao ragazzi, quanto è bello fare il comandante di Houseboat, case galleggianti. Stiamo navigando sul Canal Bianco a Torretta di Legnago e la storia che vi racconto oggi è di quelle che lasciano il segno. Aspetta perché sono capitarmi da quei giusti. Appena arrivi qua, dopo 5 minuti inizi a sentire le energie che ci sono in mezzo alla natura e questa cosa qua, e senti qualcosa di diverso che ti fa star bene, e quello che conta al giorno d'oggi è star bene. È stato un bel sacrificio perché è stato costruito tutto con le mie mani, questo non è stato, sono stato aiutato da dei collaboratori, ma ci ho voluto mettere sempre le mani, perché con le mani capisci cosa stai facendo. Quello che vedete alle mie spalle è il Tintero, il ristorante galleggiante di Giancarlo. Giancarlo è un personaggio, Lui, prima di fare case galleggianti e approdare a questa avventura, vendeva macchine per la distribuzione di videocassette, i famosi film in VHS, soppiantati poi dall'arrivo delle nuove tecnologie. Quindi ha deciso di vendere tutto e di godersi in 7 anni tutte le ferie che non aveva fatto fino a quel momento della sua vita. Poi è rientrato sul mercato e ha deciso di iniziare questa avventura, l'avventura delle case galleggianti. Qui vicino al ristorante ne ha 2 che si possono affittare per vivere un'esperienza a contatto con l'acqua qui sul Canal Bianco. E insieme a queste ci sono anche gli houseboat, vere e proprie case galleggianti che permettono di navigare in queste acque per godere di un'esperienza veramente particolare all'insegna del contatto diretto con la natura. Ma io mi chiedo, perché proprio qui ha voluto ricominciare? Passando da quel ponte lì che andavo in cicloturismo verso Roma, e passando di qua ho visto questo posto meraviglioso che mi ha colpito, e pensa, sono tornato anche indietro per rivisitare questo posto qua. Poi nel tempo venivo sempre giù in bicicletta a visitare questi posti. Mi sono fatto un houseboat prototipo per andare a visitare questa idrovia padana, che avevo scoperto poi in internet la funzionalità che ha a livello commerciale e a livello turistico, e lì è scattata l'idea perché ho visto una cosa meravigliosa, cose che normalmente se vai in Camargo in Francia le vedi, qua in Italia non si trovano. Un ristorante galleggiante specializzato in che tipo di cucina, Giancarlo? È specializzato principalmente in pesce di mare, visto che qua non c'è molta scelta come pesci di mare. Ho tralasciato il pesce di fiume perché purtroppo sta andando in disuso, presso i giovani non sono più tanto propensi al pesce di fiume ma più al pesce di mare, e il cuoco si sta dando da fare nel maggior modo possibile per rendere questi piatti un po' alternativi e innovativi come tipologia di prodotto.
Le immagini che state per vedere sono particolarmente spettacolari perché si riferiscono alla messa in acqua del ristorante, che non è avvenuta qui a Torretta di Legnago, è avvenuta a Governolo, in provincia di Mantova, perché là c'era una banchina in grado di ospitare tutte le operazioni per permettere la sistemazione dell'intelaiatura, tutta in acciaio. Ma si è trattato di una vera e propria impresa, perché laggiù è stata posta in acqua la struttura, che poi è stata piano piano montata e trasportata fino qui a Torretta di Legnago grazie al traino con lo spintatore, che è l'imbarcazione che viene utilizzata per lavori di questo genere. E qui è avvenuta la costruzione del ristorante, fatto con materiali molto particolari. I materiali sono stati scelti in funzione insieme con uno studio del Politecnico di Milano tramite un ingegnere che ha scritto dei libri su questo tipo di utilizzo di questi tipi di materiale per la massima resa termica possibile con risparmio energetico notevole. E loro poi hanno fatto tutte le loro ricerche, i loro studi su questo progetto e utilizzano questo progetto a livello dimostrativo nei vari forum che fanno loro, insomma. Ecco. Ma tu, Giancarlo, cosa vuoi comunicare con un'idea e con un progetto come questo? Al di là del mangiare, al di là della vacanza, cos'è che vuoi che rimanga alla gente? Che se si vuole, si può. Volere e potere. Cioè quello che uno desidera fare, basta solo farlo, insomma. Ma scusami Giancarlo, tu hai creato tutto questo, tutto galleggiante, in quest'area, sul Canal Bianco. Qualcuno ti ha dato del matto? Sì, quasi tutti mi hanno dato del matto senza nessuna speranza, tra l'altro, però se le cose le fai col cuore e con tutto te stesso, io non vedo cosa ci sia di così anomalo se fare cose diverse da quelle che fanno tutti. Adesso già 3 anni e mezzo che sei qua, no? Sì, quasi 4 anni effettivamente che siamo qua, che abbiamo preso possesso dell'area. Poi c'è anche dell'altro da sviluppare, che siamo quasi pronti per sviluppare un villaggio di terramaricoli, antichi abitanti di queste zone, però fatto in palafitte preistoriche, insomma tanta roba. Ci vuole un po' più di tempo, purtroppo pensavo di avere un po' più di tempo, non ce l'ho e vado avanti piano piano su quello che è il mio percorso. L'avventura sul Canal Bianco si può vivere sugli houseboat, nel ristorante galleggiante, su questa barchetta elettrica che si comanda semplicemente con un joystick e in molti altri modi, però questo devo dire che è veramente piacevole, rilassante e in grado di regalare emozioni sorprendenti. Una bella idea, Giancarlo.